Io ora devo uscire. Ho delle questioni in sospeso con alcune persone. Più che altro penso che morirò. Penso di sì. Oppure se non muoio avrò delle ferite gravi e roba del genere, ma penso che morirò. La voce ferma. Le ultime parole di Ahmed Judier registrate nel messaggio vocale inviato all'ex fidanzatina giovedì sera però non lasciano presagire nulla di buono. Che cosa deve risolvere il quindicenne ritrovato cadavere nel fiume Brenta? Perché teme di morire? L'enigma di questo messaggio è la chiave del giallo sulla morte del ragazzo nato a Padova da una famiglia di origine marocchina. Il suo cellulare è stato ritrovato casualmente da un passante proprio sulla passerella pedonale che attraversa il fiume Brenta e che collega il quartiere di Torre, dove Ahmed viveva con la famiglia, e Cadoneghe, dove invece abita la sua ex fidanzatina. Il passante lo ha raccolto pensando fosse stato perduto e poco dopo l'ha riacceso. Questo ha permesso alla polizia di localizzarlo e di far partire le ricerche in quel tratto di fiume. L'ultimo segnale del telefono era stato invece registrato giovedì in tarda serata, quando ha agganciato la cella di via Madonna del Rosario a Torre. Poi a mezzanotte si è spento fino a quando non ha riacceso il passante che lo ha ritrovato. Ahmed, studente dell'Istituto Tecnico Bernardi di Padova, non aveva mai avuto problemi. Mamma e sorella, ascoltati in questura per ore, stanno ricostruendo le ultime settimane del ragazzo. Gli inquirenti non escludono nessuna pista.